Ma io la definirei, come proprio l'avete intitolata voi, una giornata storta. Ho rivisto la partita e sinceramente quella partita dove gli episodi cadono tutti da una parte e non dall'altra, perché insomma, alla fine non so se abbiamo fatto 10-11 tiri in porta dove o per bravura del portiere o per pochissimo la palla non è mai entrata. Quindi sono quelle giornate storte dove nascono male e purtroppo finiscono peggio. Penso che sia una caratteristica di tutte le squadre che sono lì in alto, perché non ce n'è, nonostante non vinca mai nessuno, non c'è mai nessuno che prende il volo, vuol dire che tutti stanno andando più o meno con la stessa velocità, ma è una caratteristica, io ve l'avevo già annunciato un mese fa, non perché sono un profeta o perché sono un veggente, ma perché sono un appassionato di questo campionato da 10 anni, lo seguo sempre con grande attenzione e ho sempre visto che le ultime 10 partite ci sono sempre dei risultati incredibili, sempre a favore di chi è in basso, che probabilmente per 7 mesi non ha dato il 110%. Gazzola sembrava un infortunio normale, semplice, una cosa di pochi giorni, invece il ragazzo continua ad avere dei dolori e quindi oggi è a fare degli accertamenti per verificare l'entità dell'infortunio. Beh, dimentichiamo che lui è stato fuori un mese e quando un giocatore sta fuori un mese ritrovare la condizione non sono sufficienti 10 allenamenti, ci vogliono un po' di allenamenti, un po' di partite. Purtroppo sabato ha dovuto fare 90 minuti perché la partita richiedeva anche le esigenze delle qualità di Sansone, anche se pur un po' stanco, quindi questo sicuramente non l'ha aiutato, però quando c'è un infortunio poi è difficile rientrare. Queste cose vanno tenute sempre in molta considerazione, perché quando uno interrompe il suo periodo di allenamento è normale che la condizione cala e poi bisogna essere bravi e anche un pizzico fortunati che il ragazzo poi la riprenda subito, e questo subito dopo 30 giorni di infortunio non sono 10 giorni, non sono neanche 15 giorni, ci vuole forse un po' più tempo, anche se il ragazzo comunque ha dato tantissimo sabato, quello che poteva dare, e quindi io credo che è un ragazzo che in un futuro potrà sicuramente tornare ad aiutare questa squadra a fare la differenza. Per quanto riguarda tutti gli altri, insomma, sabato abbiamo provato un po' tutti, abbiamo fatto giocare un po' tutti, li abbiamo inseriti un po' tutti e probabilmente un po' di appannamento, un po' di poco coraggio, chiamiamolo così, magari hanno fatto sì che questi ragazzi non abbiano reso il massimo. Poi per fortuna ci sono altre 7 partite, uno se vuole rispondere presente ha il tempo di poterlo fare.